Quest'anno la slitta di Babbo Natale arriverà tra le macerie del terremoto, aiutato da tecnologia e immaginazione. La storia parte da Pavia, dove vive un ragazzo di Santa Margherita Ligure, Matteo Bertucelli, volontario di protezione civile del Radio Club Levante. Guardando le foto della tendopoli di Pieve Torina, nel Maceratese, si chiede come poter aiutare i tanti bimbi che passeranno il Natale fuori di casa. Ne discute con un amico, Fabio Storelli, anche lui di Santa Margherita Ligure, e insieme aprono la pagina Facebook Babbo Natale non trema. Aiutare i piccoli terremotati è semplice: comprare un regalo da casa tramite web e farlo recapitare alla nuova scuola prefabbricata di Pieve Torina. Così i bambini si troveranno di fronte ad una montagna di regali, uno per ciascuno, con sopra il proprio nome, spediti da centinaia di Babbi Natale da tutta Italia. L'iniziativa è esplosiva. In appena 24 ore a tutti gli 87 bimbi di Pieve Torina viene recapitato un dono. A riceverli e distribuirli saranno gli stessi insegnanti della scuola. Non ci sono intermediari, noi non raccogliamo niente. Chi ha voglia di partecipare a questa iniziativa è lui il Babbo Natale che può scegliere il regalo da fare e inviarlo direttamente. Fai conto che abbiamo avuto in una settimana quasi 1600 contatti, 1500 like sulla pagina, 33.000 visualizzazioni. Chi desidera fare un regalo ad un bimbo sfollato deve dare la propria disponibilità alla pagina Facebook Babbo Natale non trema. Una volta coperta un'intera scuola, viene comunicato il nome e l'età del bimbo a cui destinare il regalo. A questo punto si può comprare il dono e farlo recapitare direttamente al paese colpito dal terremoto. La situazione ad oggi è sorprendente e si è allargata. Coperta Pieve Torina, i numerosi elfi di Natale sparsi in tutto il mondo hanno recapitato regali per i 32 alunni delle medie di Amatrice e per i 170 studenti delle medie di Camerino e zone limitrofe, una lunga lista esaurita in appena 3 giorni. E non è finita qui. Ci stanno giungendo delle nuove liste, una da Norcia, un'altra da Amatrice, perché poi nel frattempo abbiamo dato dei regali anche alla scuola di Amatrice, alla scuola media, però ci arriverà un'altra lista di bambini di Amatrice che sono stati trasferiti all'Aquila, nelle case che erano state costruite nel post terremoto.